La casa nella quale ci troviamo è quella dei discendenti del famoso cantore Giuseppe Andrea Peru. I cori a 5 voci formano un insieme armonico perfetto. I balletti, invece, si esibiscono in danze tradizionali come il ballo tondo, l'Utreinzinku e l'Uballettu vero e proprio. Questi bambini e bambine vengono istruiti dagli anziani, una vera e propria scuola che tramanda l'arte della danza e del canto di generazione in generazione. Aggius è famoso per il carattere fiero e risentito degli abitanti e per le lotte fratricide che divisero in passato alcune famiglie, come per esempio quella tra i Vasa e i Mamia, descritta da Enrico Costa nel suo romanzo Il muto di Gallura, che ha per protagonista un terribile bandito esistito realmente, purtroppo, che parlava solo attraverso la bocca del suo infallibile fucile. La gente qui ora è molto meno bellicosa, anche se conserva la fierezza del tratto ed è legata alle tradizioni e alle memorie del passato. Da sempre quelli di Aggius sono considerati tra i migliori cantori dell'isola. Anche ora esistono qui alcuni complessi corali che hanno fatto conoscere i canti della Gallura in molte città d'Europa.